Puars mai lor il pastors, che dispierden e fischen il tro d'agno passon. Sentenze del Signore. Perché il Signore, Dio di Israele, ha detto così quinti dai pastori che passano il mio popolo. Uatris, oveis dispierduto il mio troppo, l'oveis parat vie e non si sei scompunus. Ve chi so io? O pensarai io per uatris, per vostri tristeris, per vostri svoris, sentenze del Signore. Perché il che mi riguarda, o tirerai d'onde, c'è che il resto del mio troppo, di tutti gli stieris, la che io hai dispierdus. E o tornerai a menau dal loro passon e affortuneranno e si moltiplicheranno. Poi farai saltafur per loro pastori, che io passeranno, e non varranno teme, e non si spaventeranno, e non mancheranno anche un. Sentenze del Signore. Arriveranno dies, sentenze del Signore, che io farai saltafur per Davide un butto giusto, e la regnerà proprio di re. Alzerà savi e al metterà in vore il diritto e la giustizia in terra. Dai suoi dies Giude al sarà salvato, e Israele al vivrà sicuro in chiesa sua. Questo è il nome che lo clameranno, il Signore nostra giustizia. Perché il ve arrivi in dis, sentenze del Signore, che non si diserà più lui, per vita del Signore, che l'ha tornata a menadonge i figli di Israele di terra dell'Egitto, ma per vita del Signore, che l'ha fatto saltare fuori e l'ha tornata a menadonge la semenza di chiesa di Israele, di terre di tramontane, di tutti gli stieri, là che io avevo disperdus e appolseranno in te loro terre. Quintri dei profeti. Il mio cuore si creve dentro di me. Si dissipin tutti i miei uesi. O sono diventato anche un chioc e anche un uomo che ha dato sul vin, a motivi del Signore, a motivi dei suoi parole santi. Proprio, la terra è piena di adulters. Per colpa della maledizione, la terra è un corrotto. Si secchino i pras de pustote, la loro corsa è la tristeria e la loro forza è la ingiustizia. Perfino il profeta e il predia sono diventati tristi. Perfino in teme chiese odiati la loro iniquità, sentenze del Signore, per la quale la loro strada sarà per loro anche un luogo che si sbrissa e saranno dispierduti da scuro e accoleranno drenti, perché io manderai quinti di loro la disgrazia, talan da loro castigo. Sentenze del Signore. Anche dai tre profeti di Samaria ho veduto Madetas, e hanno profetato per Baal, e hanno menato fuori il Troi, il mio popolo Israele. E fra i profeti di Gerusalemme ho veduto sporcarie. Fa adulteris e la indenant con la bausia, urdan forze alle mans dai tristi, per non che qualcuno accessi di sua iniquità. E sono diventati per me tutti come Sodome, e la sua identica di Gomorra, per la quale il Signore deschiris e discussi quinti dei profeti, us nutriserai di arsinci, e us darai di bevi aghe intosseate, perché la colpa dei profeti di Gerusalemme, l'iniquità ti sia slargiata su tutta la terra. Il Signore deschiris al discussi, non stai te la daur, dice che dicono i profeti che profeti in paruatris, loro us fasin ciavaria, us conti in visions vudis in talor cur e non de par dal Signore. I van dicendo di un continuo a dire che mi sbelè, alla dita del Signore che sareis salvs, e a di quelle che vanno denanti con la ostinazione dal soccorso, e dicono, non scapiterà nessuna disgrazia. Difatti, cui hai avuto stato il consiglio del Signore, cui lo hai veduto, hai ascoltato la sua parola,
Cui hai mai fatto caso alle sue parole e le hai capite? Beh, il burlazzo della signora sclope in tutte le sue rabbie, il burlazzo di schiadenato al baline parzore dai tristi. Non cesserà la rabbia del Signore, finché mai che non farà portarsi al colmo e mettersi in vore i progetti da soccorso. Alla fine dei dies, o capisareis tutto benon, che i profeti non io hai mandati io, ma loro corin, non lo hai fevelato io, ma loro profeti. Se avessi avuto stato gli consigli, i varessi contati al popolo a me parole, lo varessi fatte cirucà, de sue condotte orrende e de tristerie de suoi svoris. So io forse un Dio dome di donne, sentenza del Signore, e non anche un Dio di lontano. Puoi applatarsi qualchedun in tune squindarole senza che io non lo vedi? Sentenza del Signore. I cieli e la terra non gli empio forse Dio. Sentenza del Signore. Io è in tutto e c'è che hanno detto che è profeti che profeti in falsità col mio nome, dicendo, hai fatto un siun, fin quando varai al di durà, tutto che è tal cur di che profeti che profeti in la falsità e che profeti in l'indian da loro cur. Loro pensano di fai dismentare al mio popolo il mio nome con i loro siuns, che si conti un con l'altri, come i loro vons, che hanno dismentiato il mio nome per Baal. Il profeta che ha fatto un sium, che conti il suo sium, e quel che ha avuto la mia parola, che conti la mia parola con fedeltà. C'è che l'uganze hai all'estran col formento, sentenza del Signore. Non è forse così la mia parola, come il fuoco, sentenza del Signore, e come un maciul che la spacca il creto, per la quale, di chi so io, quindi di che profeti, sentenza del Signore, che si robin le mie parole un con l'altri, di chi so i quinti di che profeti, sentenza del Signore, che adoprin la loro lingua per buttare fuori sentenze, di chi so i quinti di che profeti di siums fals, sentenza del Signore. Io conti e fasin straviare il mio popolo con le loro bausis e con le loro sflocis, con la quale che io non hai mandato e non hai dato ordini e non sono di nessuna utilità di sorte perché spopolo, sentenza del Signore. Se dunque che spopolo, profeti o predi, ti interpellerà dicendo qual è la chiama del Signore. Tu risponderas, o sei suates la chiama, e io o sai buttas di bande, sentenza del Signore. Se poi il profeta o il predi o il popolo dirà chiame dal Signore, io o ti astierai che persone e la sociase. Così si disareis un culatri ogni dun a sofradi, c'è hai risponduto il Signore, c'è hai al dito il Signore. Guardaris però, non vedi di fevela più di chiame dal Signore, se no per ogni dun, e sarà una chiame la sua parola, e hasta capisareis le parole del Dio vivente, il Signore de schiris nostri Dio. Così si dirà al profeta, c'è ti ha risponduto il Signore, e qual è la sua parola? Ma se io disareis, chiame dal Signore, allora il Signore al dice così, mi dian così queste parole chiame dal Signore, perché di chi so io? Io mi dismenterai di uatri se io butterai lontano de me muse uatri se la città che us hai date, a uatri se i vostri svons. E us passerai diventare una vergogna eterna e un disonore che non si riesce a dismentearlo.